L'Europa è diventata più che mai centrale nel dibattito politico nazionale ed internazionale. Già adesso si discute su quello che sarà l'Europa del 2024 in poi. Già adesso si parla ovviamente di fondi del PNRR, si parla di immigrazione, si parla anche di energia. In questo mondo globalizzato, dove da un lato la Cina e dall'altro gli Stati Uniti diventano importanti negli equilibri globali mondiali. E poi in mezzo c'è un conflitto, quello tra Russia e Ucraina, che ha destabilizzato certamente il mondo occidentale e del quale l'Europa comincia a discutere anche in termini di fondi per l'utilizzo delle armi. Di questo e di altro parleremo in questa puntata del Punto, che andrà in onda dagli studi del Parlamento europeo a Strasburgo, perché questa è la settimana del compleanno dell'Europa, l'Europa che festeggia la sua nascita, l'Europa che festeggia il suo essere continente globale, casa comune degli europei, l'Europa però che molto spesso tradisce i suoi ideali, l'Europa che molto spesso non riesce ad essere quella mamma che tutti vorrebbero e dalla quale tutti vorrebbero vedere questa bandiera che è alle mie spalle sventolare insieme alla propria bandiera nazionale. Dai tu, diretto! Allora, avete visto la nostra copertina? Abbiamo scelto nella giornata dell'Europa di venire qui al Parlamento europeo di Strasburgo per parlare di Europa, nonostante ovviamente questo è il periodo in cui si vota per le amministrative, in cui diciamo, la politica si scalda per il voto locale. Noi invece gettiamo, come dire, il cuore oltre l'ostacolo, perché è dall'Europa insomma, che anche molti temi locali dovrebbero partire, ed è proprio in Europa che alcuni temi che riguardano le città, che riguardano i municipi, dovrebbero arrivare. Ovviamente, lo dico ai nostri ospiti che adesso vi presento, la precisazione è d'obbligo: non parleremo oggi di amministrative, non parleremo di elezioni politiche, perché siamo rigorosamente in stretta par condicio, quindi siamo praticamente sottovoto, e allora noi ci dedichiamo appunto ai temi che riguardano quindi la politica nazionale e la politica europea, che sono ovviamente quelli che in questo momento ci interessano di più, perché siamo in mezzo a un conflitto che continua ormai da un anno e mezzo, un conflitto tra Russia e Ucraina, perché siamo in mezzo a un cambiamento epocale dal punto di vista della geopolitica, con interessi che si rincorrono dalla Cina fino agli Stati Uniti, e su questo voglio sentire ovviamente anche i miei ospiti che vi presento. Partiamo dalla mia destra, l'onorevole Alessandra Mussolini. Che mi sei andato a mettere proprio vicino a Giarrusso. Accanto Dino Giarrusso, poi Francesca Donato e l'onorevole Raffaele Stancanelli. Allora, qui c'è un po' di confusione con i gruppi, a parte Alessandra Mussolini che è nel PPE, Partito Popolare Europeo, Dino Giarrusso in questo momento... non iscritti, come sempre. Nei non iscritti. Francesca Donato... Ancora nei non iscritti. Ancora nei non iscritti. Raffaele Stancanelli nel gruppo ECR, Conservatori Riformisti Europei. Più avanti avremo altri ospiti. Intanto, che è successo con Giarrusso? Con Giarrusso no, perché me lo trovo qui, e dato che anche quelli che ci vedono dicono com'è possibile. Stavamo in aereo, io ho sentito e ho visto una trasmissione televisiva dove lui ha fatto degli apprezzamenti, butta questa statua, questo busto di Mussolini nel cesso, così ha detto. Allora io me lo sono, vabbè, tanto diciamolo, lo rivendico, allora, dato che me lo sono trovato nell'aereo dietro di me, ho preso il cellulare, ho detto: vedete che c'è Giarrusso proprio dietro di me. Ho detto: caro Giarrusso, tu non ti devi sedere qua dietro, ti devi alzare e sederti sul cesso lì davanti nel bagno. L'ho detto, mi sono sfogata, ma lo sai perché? Perché io sono di parte. Certo. Cioè, infatti lui l'ha riconosciuto, allora, posso replicare, l'unica giustificata a essere arrabbiata per quella mia frase è l'onorevole Mussolini, essendo una parente diretta del dittatore feroce e criminale che ha distrutto l'Italia qualche anno fa. Questo era moderazione. Però ci ho detto, io infatti ho risposto a lei, non mi siete, nel senso, perché io non sono un dittatore, non lo sono mai stato.
e quindi non sono responsabile né di crimini né di morte di milioni di italiani. Ciò detto, io sono affezionato, perché poi in realtà al di fuori delle diatribe comunque si è alzato all'onorevole ed è andato in Mussolini, bagno, no, non è forse ci vero, doveva rimanere questo se l'ha lui, inventato, forse ci doveva lo sta inventando rimanere, perché è così non facevamo la un'ottima showgirl, faceva il viaggio. però devo dire che il primo mio servizio alle Iene, per cui mi ha portato molta fortuna, c'era l'onorevole Mussolini, si parlava proprio dei saluti romani, quindi tutto il cerchio si chiude. Hai capito, mi ha portato fortuna perché andò molto bene. Cosa devo passare io oggi? È stata molto simpatica. E detto questo possiamo parlare delle cosine nostre europee. Adesso di politica. Vi hanno guardato come c'è davanti a... show, no, sai, due uomini di TV comunque qua siamo, insomma. anche l'onorevole Allora, no, TV, introduciamo intanto questo spazio. Insomma, abbiamo detto... Mi sorprende la volgarità obiettivamente di Giarrusso, perché io sono lo sempre misurato, tranne che quando si parla di dittatura. Io quando sta davanti a me si sfoga, no, ma non in TV non avevo il pubblico non lo sa, dietro di noi, anzi davanti a noi, dietro le telecamere ci sono gli assistenti parlamentari ai quali chiedo fatelo un video che lo facciamo diventare virale, perché questo è un incontro, insomma, è un incontro a suo modo storico. Allora, no, dicevo, entriamo invece diciamo, nell'introduzione che ho fatto della nostra trasmissione. L'Europa ancora, lo dico tutte e quattro, ha delle idee, cioè un'idea, ognuno di voi ha un'idea di Europa personale, ma anche, come dire, che riguarda le vostre storie politiche, i vostri gruppi politici. C'è un'idea di Europa che non è uguale per tutti in questo momento, no? Stancanelli, Donato, Giarrusso e Mussolini. Stancanelli. Ma io ritengo che la tradizione della destra italiana sia tutta radicata nell'Europa e dobbiamo metterci d'accordo però cosa significa Europa. Se l'Europa è quella dei piccoli o grandi regolamenti che affossano tante volte le esigenze delle nazionalità, non è questa la nostra Europa. La nostra Europa è quella delle nazioni, dove ogni europeo, ogni cittadino europeo, ogni nazione europea possa esplicare al massimo le proprie potenzialità. Non voglio non ricordare che l'Europa delle nazioni è una tradizione della destra politica italiana, prima che molti europeisti dell'ultima ora o degli ultimi anni si rivelasse appunto europeista. Io mi ricordo quando la sinistra italiana era contro l'Europa. Ecco, questo è il concetto entro cui dobbiamo fermarci. Poi possiamo avere tante cose positive e tante cose negative. Voglio sin d'ora dire che non esiste la possibilità in termini pratici, in termini economici, in termini sociali, in termini giuridici di uscire dall'Europa. Ecco, questo è un concetto che dobbiamo ribadire, perché a volte è giusto ribadirlo, perché sento delle speculazioni sull'Italia exit che non ha nulla a che vedere con la tradizione appunto della destra italiana. Dopodiché discutiamo su tutto, su tante cose non siamo d'accordo per come vengono illustrate al Parlamento europeo. E io penso che la trasmissione di stasera ci metterà nelle condizioni di mettere in fila alcune problematiche, dall'energia ai trasporti alla socialità, ai diritti, che penso anche sono la le questione cose, del conflitto, perché in questo momento c'è, ci sono delle visioni diverse. La situazione geopolitica con le ricadute che l'ideologismo a volte dell'Europa fa ricadere contro gli interessi italiani e contro gli interessi degli europei. Donato, la stessa domanda la faccio a lei, insomma, no? Visioni diverse. La sua tra l'altro è stata, diciamo, nel corso di questa legislatura parecchio, come dire, travagliata, ma io credo di essere sempre coerente con le mie idee, i miei principi. Mi si rinfaccia di tutto, mi si rinfaccia di essere stata un anno euro, cosa che francamente... No, cos'è l'anno? No euro, no vax? Sì. No tutto? No tutto, boh, non lo so. Io so che, devo dire, ho fatto parte di un partito che era contro, diciamo, un certo assetto dell'Eurozona e diceva basta euro, quando io ho fondato un'associazione che è ancora in piedi, si chiama Progetto Eurexit, al quale però non ha mai detto usciamo dall'Unione Europea, ma ha sempre detto apriamo un dibattito all'interno dell'Unione Europea e dell'Eurozona soprattutto per uscire dalla gabbia dell'euro inteso come sistema di regole troppo stringenti. Oggi si parla di riforma del patto di stabilità e di crescita ed è esattamente quello che io dal 2014 dico che si doveva fare. Allora, se si riesce a, diciamo, trasformare il sistema
di regole che è stato costruito per tenere in piedi l'Eurozona e che non io, ma premi Nobel come Joseph Stiglitz, che ha scritto un libro intitolato L'Euro, in cui ha snocciolato tutti i problemi di questa struttura, a partire dallo statuto della BCE, che peraltro è stato, non dico riformato perché non è stato riformato, ma è stato molto tirato per la giacca proprio con il quantitative easing e con il recovery fund, che ha comportato per la prima volta l'assunzione di un debito pubblico europeo, tutte cose che erano impensabili nel 2014 e che piano piano si sono realizzate, ed erano le cose che io dicevo che era necessario fare perché l'Eurozona sopravvivesse e l'Unione Europea non implodesse. Allora, questo è accaduto. Io oggi... È una questione di tempi, di maturare. Ma certo, allora io sono una persona che non ritengo che per sostenere un progetto bisogna sempre dire che va tutto bene, tutto bellissimo, no? Quindi anche oggi credo che l'Unione Europea, e l'ho detto l'altro giorno al Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, che è il partito in cui sono entrata da qualche mese, l'Unione Europea è in crisi. L'Unione Europea è un malato che va curato, bisogna diagnosticare i problemi, affrontarli e mettersi di buzzo buono per risolverli. Continuare a negare che esistano non è un atteggiamento utile per chi si definisca europeista. Quindi, nell'accezione europeista critica. L'Unione Europea in questo momento è in uno dei momenti di più basso consenso popolare. Basta fare un sondaggio, chiedere ai cittadini, ma non solo italiani, ma anche degli altri paesi, se sono contenti dell'Unione Europea. La maggior parte dicono no, basta, usciamone. Non allora, è esattamente vero, però, perché nei sondaggi... Se non ci fosse l'Europa non ci sarebbero i soldi. Non è esattamente vero, perché nei sondaggi in realtà il concetto di Europa, il concetto... Ma allora io francamente mi baso anche dai nostri connazionali su sondaggi ufficiali che vedono un grande aumento della insoddisfazione, della delusione. Ma perché? Perché a fronte di tante problematiche l'Unione Europea si è dimostrata non all'altezza. Basta vedere il discorso del Covid, dovevamo rispondere in un istante, allora, siamo ancora che dobbiamo iniziare a vedere gli effetti del recovery fund. Facciamo un po' di ordine. Sì. Innanzitutto, leggermente. Vedete, qui siamo persone che hanno idee differenti. Mi divide dal mio concittadino, l'ex sindaco di Catania Stancanelli, chiaramente una visione ideologica distante, ma abbiamo collaborato in questi anni per il bene della Sicilia, per il bene dell'Italia. Cioè qui c'è una cosa buona in Europa, che i partiti diversi spesso fanno battaglie comuni per il bene del proprio paese, ed è successo più volte in Commissione Pesca, in Commissione Agricoltura, in Commissione INTA. Cioè cerchiamo di ricordarci che siamo italiani all'interno dell'Europa. Io non sono mai stato euroscettico, ma sono, e per alcuni argomenti, fortemente eurocritico. Cioè ci sono delle cose che non hanno funzionato. Parliamoci chiaro. Ha detto poco fa, poi lo dirà lei, ma l'onorevole Alessandra Mussolini, la collega Alessandra Mussolini, senza Europa non ci sono i soldi. È vero. Nel senso che c'è stato un momento iniziale in cui si poteva fare molto meglio, molto di più, per esempio le condizioni di ingresso nell'euro, il cambio, il tasso di cambio. Ci sono stati degli errori che hanno danneggiato l'Italia. Parliamo anche di quote latte, parliamo di quote tonno, quote pesce spada. Cioè noi abbiamo delle difficoltà oggettive, cioè dei problemi causati e creati dall'Europa. Allo stesso tempo non si può buttare, come si dice, il bambino con l'acqua sporca. Cioè se abbiamo visto che il patto di stabilità al 3% non funziona, perché non funziona, e persino Prodi in un'intervista di qualche anno fa disse è una regola cretina, mi sembra che disse è una regola cretina, è una regola sciocca, una parola del genere, evidentemente lo dice, e lo diciamo tutti, credo lo sosteniamo più o meno tutti, perché non ha funzionato quella regola, così come non funziona il MES, e sono ben felice del fatto che l'Italia non l'abbia richiesto, perché sarebbe un cappio per l'Italia se qualcuno lo richiederebbe. Differenza fra ratifica e richiesta di attivazione, sono due cose molto differenti che già all'epoca del governo Conte abbiamo spiegato in tutti i modi. Quindi, per chiudere, noi abbiamo un'Europa che serve oggi più che mai dopo pandemia e guerra. Abbiamo delle cose per cui l'Europa è molto utile e funziona, abbiamo delle regole e delle scelte che sono state fatte, in alcuni casi addirittura nella fondazione, compreso il fatto di avere due sedi che non funziona. Noi siamo qua a Strasburgo e spendiamo dei soldi pubblici inutilmente. 3 istituzioni, 2 sedi, insomma quello sull'organizzazione, diciamo, ci sono dei dettagli da cambiare. Sul concetto di Europa invece oggi andrebbe rafforzato. L'onorevole Stancanelli ricordava che c'era, io ricordo da bambino nelle mie città,
scritte di gruppi di destra: gridiamo Europa nazione. C'erano questi slogan, perché è una cosa che aveva messo d'accordo destra per certi versi e sinistra per altri versi. Ci sono state delle grandi delusioni, perché l'Italia è stata penalizzata dall'Europa in alcuni casi, in alcuni frangenti, mentre stati simili ai nostri come Francia e Germania hanno avuto dei vantaggi economici. Dal momento dell'euro c'è un bellissimo libro scritto da un tedesco, quindi non è tacciabile di essere, come dire, un patriota italiano, che spiegava chi ha guadagnato di più: la Germania, poi c'erano i vari paesi eccetera, poi chi ha perso di più: gli italiani, da quando c'è l'euro. Si possono modificare queste regole e anche avere in qualche modo un risarcimento, tra virgolette, politico intendo dire. Questo però non comporta l'idea di dire l'Europa è tutta da buttare. Credo che chi oggi sostenga questo sbaglierebbe fortemente. Questa è la mia opinione. Non dice assolutamente questo, anzi dice che l'Europa ci si crede, insomma, il concetto di sistemare alcune cose. Ma soprattutto in questo momento, se non ci fosse stata un'azione importante di far ripartire tutti gli Stati membri con i fondi che sono stati stanziati enormi, molti Stati sarebbero andati a gambe per aria, molti progetti sono finanziati. Allora, quello che devono fare gli Stati membri, io parlo ad esempio dell'Italia, è l'euro progettazione, far crescere, anche insegnare. Penso che io ne ho parlato proprio col presidente Rocca, fare dei corsi di europrogettazione nelle scuole. Noi dobbiamo formare i ragazzi, perché è il nostro futuro. Anzi, io sono per omologare, noi dobbiamo armonizzare. Vari Stati membri sono ancora arretrati. A me piace che ci sono tante strutture che sono europee, tante leggi che le fa proprio l'Unione Europea superando gli Stati. Gli accordi bilaterali, quando vengono fatti con gli Stati terzi, quando vengono fatti dall'Unione Europea, hanno più valenza, hanno più importanza. Io manderei via la Francia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che non ha da più stare. La Francia deve fare un passo al lato. Stiamo scatenando una crisi diplomatica. No, un attimo, no, perché dato che parliamo tanto e adesso un piccolo spot, perché parlo di uno Stato membro e non dell'Europa. No, scusami un attimino, prego, non ti ho interrotta. E quindi Francia un passo al lato, ed entrare l'Unione Europea nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, perché ha una valenza maggiore. Per esempio, anche oggi è stata fatta una richiesta per quanto riguarda anche l'Europa per il Trattato di Istanbul contro la prevenzione e la violenza sulle donne. Oggi al PPE è venuta una madre, c'è stata un ciberbullismo. Cioè, se le leggi vengono fatte dall'Unione Europea hanno una valenza fondamentale e c'è un'armonizzazione su tutto il territorio degli Stati membri. Io voglio anzi più Europa e meno Stati. Bene, che risponde Donato. Ma io dico, sono abbastanza basita quando sento queste cose, perché a parte che io ho fatto parte per 3 anni della Commissione Regi Sviluppo Regionale, che è quella che si occupa proprio dei fondi europei, e mi dispiace, ma il problema del mancato assorbimento dei fondi europei non è soltanto un fatto di scarsa progettazione, ma proprio a monte, cioè il fatto che gli obiettivi che l'Unione Europea vuole perseguire spesso non c'entrano nulla con le esigenze dei territori. Tipo, esempio. Per esempio, gli assi portanti dei finanziamenti europei sono Green Deal e digitale, e adesso la novità è sistema di difesa europea, quindi armi. Questa è fresca. No, fresca. Sono 6 le missioni. No, ferma tutto. Se tu ti guardi la proposta di riforma del patto di stabilità e di crescita, che abbiamo discusso stamattina, abbiamo fatto il dibattito, questi sono gli assi portanti. Allora, sui quali si potrà chiedere flessibilità per le manovre di bilancio. In ogni caso, queste regole europee porteranno l'Italia a dover tagliare ogni anno tra gli 8 e i 15 miliardi di spesa pubblica. Significa austerità, significa sacrifici, significa meno spesa per la sanità, per le pensioni, per il welfare, per la coesione territoriale, che ricordo non è soltanto in capo all'Unione Europea, ma anche al Paese.
Vi faccio un esempio, il famoso ponte sullo Stretto, che credo riguardi tutti noi, non rientra nelle opere finanziabili dal PNRR famoso. Però questo lo sappiamo. Però, e quindi, fammi finire anche a me. No. Quindi Perché questo PNRR che è stato costruito all'incontrario, cioè non guardando le esigenze dei territori, i progetti necessari da finanziare e poi cercando i finanziamenti, ma è stato costruito trovando prima i finanziamenti e prendendo a prestito tutto il prendibile da Draghi, unici in Europa, quindi prestiti che ci siamo accollati di dover poi restituire con gli interessi e per sorte a differenza del debito pubblico, va bene, e poi adesso dobbiamo impazzire per trovare dei progetti ammissibili, sempre secondo le finalità che vuole Bruxelles e non che interessano a noi, per andare a coprire quei debiti che comunque a scatola chiusa ci siamo presi. Allora attenzione, perché noi avremo dei problemi strutturali. Noi abbiamo bisogno di non fare solo investimenti, ma di fare spesa corrente, perché la spesa corrente significa manutenzione delle infrastrutture che abbiamo, manutenzione del territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico. Perché non possiamo fare più, posso dire velocissimamente due cose. Innanzitutto è giusto l'esempio del ponte, non parliamo poi di ponte, dopodiché la ferrovia Cercumetnea, grazie all'ottimo lavoro dell'ingegner Fiore, che ringrazio da cittadino catanese quale sono, ha ottenuto un finanziamento potentissimo, se ben ricordo 560 milioni di euro di fondi europei, e quindi finalmente verrà sistemata anche soprattutto grazie ai fondi europei. Quindi quando si sanno fare i progetti i soldi arrivano, e voglio dire alla cara collega Mussolini che proprio io organizzerò un corso per europrogettisti a settembre di quest'anno, perché ritengo necessario, se poi lo facciamo insieme così ci pacifichiamo. Allora tu lo fai nel Lazio, io lo faccio in Sicilia e Sardegna, io lo faccio in Sicilia e Sardegna perché sono stato eletto lì, quindi lo devo fare dove sono stato eletto. Però è molto importante. Allora, con i fondi che mette a disposizione l'Europa, attenzione, con i fondi nostri. Fermi tutti perché devono i fondi 400. Qualcuno si sarà chiesto, dice, ma in mezzo a Sicilia che ci fa l'onorevole Alessandro Mussolini? Perché a parte che la Sicilia, spoileriamo solo, allora, lo dico nel cuore. Così, un'anticipazione, brevissimo, poi andiamo in pubblicità. Blizzettino a Lampedusa. Pubblicità. Rientriamo in studio, oggi in studio particolare, quello del Parlamento Europeo di Strasburgo, dove vi stiamo parlando di Europa nella settimana della festa dell'Europa, con ovviamente, avete visto già nella prima parte, punti di vista differenti. Si è giunto al nostro tavolo anche Pietro Bartolo, benvenuto Pietro Bartolo. Grazie. Però ritorniamo subito, mi dà il gancio Pietro Bartolo, perché prima di andare in pubblicità l'onorevole Mussolini, che è qua con noi c'è anche l'onorevole Dino Giarrusso, l'onorevole Francesca Donato, l'onorevole Raffaele Stancanelli, ha detto: vi do una notizia. Com'è? Blitz a Lampedusa. Blitz a Lampedusa. Che significa? Anche perché un blitz a Lampedusa per Chi andare lo facciamo noi, PPE, dalla parte delle istituzioni, dalla parte della regione, dalla parte di Frontex, dalla parte della Guardia di Frontiera, della popolazione civile e della protezione civile e della popolazione civile che aiuta e che è solidale. Ma lo sapete che molti immigrati clandestini non vanno in Grecia perché da noi sono trattati bene, altrimenti andrebbero lì, sono trattati bene, noi siamo il porto di tutta l'Europa e non veniamo aiutati. E c'è, adesso lo dico, spoileriamo quello che succede, poi vi dico tutto, quello che succede nelle commissioni, la Commissione Libe dei diritti umani, eccetera, eccetera. Vogliono fare un processo sommario a chi? Per la questione di Cutro, quello che è successo, i morti che ci sono stati e tutta la solidarietà, ci mancherebbe altro. Vogliono mettere sotto processo la Guardia Costiera, Piantedosi, chiamarlo, non si sa per quale motivo. Anziché, come diceva, vogliono quelli della sinistra, la left, SD, left, sinistra e sinistrorsi, vogliono andare contro le nostre istituzioni che non fanno altro che aiutare, che stare dalla parte, che vedere chi ha diritto all'asilo e chi non ha diritto all'asilo. Più di questo noi che cosa dobbiamo fare? Allora, anziché aiutare l'Italia, non dico solo la sinistra, ma gli altri stati, gli altri stanno a guardare.
Poi dobbiamo vedere la Francia che a Ventotene addirittura manda via e respinge i minori, che c'è il principio di non refoulement, cioè non possono essere adesso tutti questi punti un attimo dei punti, quella è cronaca, ma come si permettono? Ma anche per i maggiori c'è il principio del non respingimento. Sì, ma come si permettono di parlare dell'Italia, che se l'Italia dovesse veramente chiudere, che non si può perché ovviamente andrebbero tutti a carte per aria, nessuno li prende, non vengono dislocati, non c'è alcun tipo di aiuto né economico né solidale. Questo lo diciamo anche ai nostri telespettatori. Il lapsus Ventotene Ventimiglia è interessantissimo, è freudiano. Va buono, Ventimiglia. Nel frattempo io lo dico ovviamente, mentre noi stiamo parlando continuano ad arrivare nell'isola di Pietro Bartolo, continuano ad arrivare in Italia con i soccorsi eccetera. Quindi, insomma, il tema dell'immigrazione certamente è un tema europeo. Gerrusso, Bartolo, velocissimo, due cose velocissime. Io il mio primo intervento da quando ho l'onore di rappresentare l'Italia in questo Parlamento, proprio qui a Strasburgo, è stato quello in cui abbiamo annunciato di votare la fiducia alla von der Leyen, per il quale il gruppo la delegazione del Movimento 5 Stelle, della quale facevo parte, è stata decisiva, se no non sarebbe stata eletta. Quei 14 voti sono stati decisivi. Esattamente. Io feci un intervento dicendole: non saremo qui sempre a dirle di sì, saremo la vostra spina nel fianco, lei deve assicurarci, fra le altre cose, di cancellare, anzi di modificare, dissi io, i regolamenti di Dublino, che vedono, e in questo la Mussolini ha perfettamente ragione, lo stato di prima accoglienza occuparsi di tutto, quando in realtà le persone che giustamente arrivano in Europa perché arrivano da guerre, arrivano da povertà, disperazione, non vogliono stare in Italia, ma spesso vogliono andare in Svezia, in Germania, in Belgio, in Francia, eccetera, ma devono passare da lì. E fin qui è un problema geografico, ma se avessimo navi, uomini, mezzi e soldi di tutti i paesi, non è solo il ricollocamento, perché noi ci fissiamo col ricollocamento, ma quelli si ricollocano da soli. È un problema di spese e di mezzi, e chiudo, e di spese di mezzi, e la von der Leyen, ricordo che quando si è insediata la von der Leyen, come primo punto del suo programma parlò proprio della cancellazione e riscrittura totale degli accordi di Dublino. Sapete, sono passati 4 anni, non è successo. Riguardo Lampedusa ne parlerà molto meglio Pietro Bartolo, il caro collega che è di Lampedusa. Attenzione, le forze di polizia, che ringrazio per il lavoro che fanno, siciliane, sono disperatamente a lavorare in un centro dove dovrebbero starci massimo 300 persone, ce ne stanno a volte 2000, questo siamo. Voi ci andate, io ci sono andato e ci torneremo. Ma io già ci sono andata e ci rivado. Le forze di polizia spesso vengono tolte dalle nostre città, quindi minor sicurezza per i cittadini siciliani, perché giustamente devono andare lì. Questo è quello che intendo dire. Se ci fossero forze anche di altri paesi, sarebbe una cosa più giusta e più civile. Oggi ringrazio i poliziotti per il lavoro che fanno, peraltro con straordinari pagati 2 lire, però non reggono più. Mi mandano a volte delle foto e dei video in cui si vede che lavorano in condizioni eroiche ma difficilissime. Con varie etnie, con pericolosità. Stancanelli, anche perché proprio il governo Meloni ha fatto parlare anche sui soccorsi, insomma l'apporto non è più quello di Lampedusa, che è il primo apporto. Vorrei aggiungere io alcuni elementi. L'onorevole Mussolini con la sua nota verve ha posto un problema serio, cioè lei lo dice in maniera simpatica, veemente, ma ha posto un problema serio. Noi ci troviamo in Italia, e devo dire onestamente anche l'onorevole Giarrusso ha dato atto di questo, in una situazione assolutamente insostenibile, nel senso cioè che è vero che il Trattato di Dublino prescrive il primo approdo, quindi, ma è anche vero che le altre nazioni, tutte le altre nazioni, vedi la Francia, quello che succede con la Francia, che lasciano anche i bambini e i ragazzi fuori da Ventimiglia. Da Ventimiglia, non da però è già in Europa, Raffaele. La differenza è questa. E quindi noi dobbiamo porci il problema che l'Italia fa tutto quello che può fare, ma ci mancherebbe altro che noi non dovessimo accogliere chi arriva, chi rischia la vita, ma ci mancherebbe altro. Il problema vero è un altro, non soltanto la ricollocazione,
che è un problema serio, ma anche l'aiuto all'Italia per quello che fa. Parlava delle forze dell'ordine, Dino, parlava di tutto il sistema, la protezione civile, che non è messa nelle condizioni di fare il proprio dovere per l'invasione. L'invasione, a me non mi piace il termine invasione, ma si parla di 100, 200, 300 mila persone pronte a venire perché? Perché scappano anche dalla guerra. Certo. E siccome chi scappa dalla guerra per il diritto internazionale ha il diritto all'asilo, ecco che l'Europa si deve organizzare. E la cosa difficile e tragica è che da 4 anni che ne parliamo, ma non è successo nulla. Non è successo nulla. Dico, noi da 4 anni. No, allora, noi da prima. La verità è che per la prima volta però il governo italiano, con difficoltà, trovandosi a gestire una concretezza di sbarchi in questi 4 mesi, sono state decine di migliaia, sta ponendo il problema, e devo dire che l'Europa almeno sembra a parole che si stia svegliando a parole. Ovviamente non tollereremo mai che venga messo sotto accusa il governo italiano, le forze armate italiane, la marina italiana, la guardia costiera, la guardia di finanza, perché questa è una cosa che non è possibile mettere in conto. Ecco. Quello che è successo a Cutro è una disgrazia, è una tragedia che io penso chiunque abbia un buon senso e abbia il sentimento non può che schierarsi a fianco di coloro i quali hanno subito questa tragedia. Però, questo è naturale. Un ministro che dice pensiamo anche perché partite nell'immediatezza delle tragedie si può anche sbagliare, ma non si può impiccare, non si può. Sì, ma è successo anche le parole, non si può impiccare le parole. Ecco. Quindi io dico, vediamo noi assieme, lo dico perché questo è anche un problema politico, non è poi il problema soltanto di difendere gli interessi di Catania, della Sicilia o dell'Italia, ma questo è un problema serio politico che deve coinvolgerci tutti, fuori dalla demagogia, dalla propaganda e dalla ideologizzazione che è la rovina della politica. Di qua e di là. Lo fate sentire Bartolo, che io credo che su questo tema possa dire tante cose, no Bartolo? Ha sentito il dibattito degli ultimi mesi? Devo dire che contrariamente a quello che ha detto qualcuno che nel passato, ma ancora adesso, no? Si parla di chiudere i porti, non sono mai stati chiusi i porti, tantomeno che a Lampedusa non è chiuso mai i porti e neanche le porte, non l'abbiamo mai fatto. E quindi insomma mi sembra credo che di questo possiamo andarne tutti orgogliosi, di là poi certo e l'accoglienza che abbiamo a Lampedusa, a parte le difficoltà, perché noi si è detto abbiamo un centro che è dimensionato per 400 persone, se ce ne sono 2000 ovviamente il disagio c'è per le forze dell'ordine, per l'ente gestore, per queste persone soprattutto che sono costrette a vivere in condizioni disumane e che non sono accettabili indubbiamente. Devo dire che per quanto riguarda le forze dell'ordine, io ci ho lavorato per 30 anni con loro, abbiamo fatto delle cose straordinarie insieme, quindi accusare la Guardia di Finanza o la Guardia Costiera mi sembra assolutamente inopportuno, perché so come hanno lavorato e come lavorano, non hanno mai lasciato nessuno in mare, quindi insomma il fatto che è quello che è successo a Cutro. C'è un'inchiesta in corso, fra l'altro, quindi sarà poi la magistratura a decidere di chi sono le colpe, se ce ne sono, oltretutto. Ma restiamo sul tema ampio, non su Cutro, sulla questione ovviamente della migrazione. C'è un governo che ha un'idea precisa, no? L'abbiamo capito, il governo che ha un'idea precisa è quella di rimpatriare queste persone, quella di ovviamente respingere queste persone in qualche modo, fare accordi con paesi terzi, lo hanno fatto, continuano a farlo, ma l'abbiamo iniziato anche noi, devo dire, per dire la verità. Quando c'è stata l'ultima visita di Meloni in Africa ha scatenato le reazioni della Francia, del governo francese, visto? Sarà stato un caso, non lo so. Sì, ma il governo francese secondo me entra in cose che non dovrebbe entrare, sicuramente non accettiamo lezioni da nessuno, neanche da francesi soprattutto, che come sappiamo e quindi però devo dire pure che a livello europeo, perché chiediamo sempre, l'Italia, questo governo chiede sempre il fatto che l'Europa ci ha abbandonato, io dico che in parte è vero ma in parte no, perché quando per esempio noi abbiamo trattato, io sono il relatore ombra per quanto riguarda il nuovo patto sulla migrazione, il dossier che riguarda proprio asilo e migrazione. Ecco, quando ci siamo incontrati più volte, devo dire, in questi anni, sono 2 anni che ci incontriamo,
devo dire che quando siamo arrivati alla conclusione di avere un compromesso tutto sommato accettabile, dove si prevede che ci siano anche una redistribuzione, come prevedeva tra l'altro la riforma del regolamento di Dublino nella legislatura passata, ecco, qualcuno si è opposto a questo, quindi perché vogliono esclusivamente solamente fare accordi con paesi terzi e quindi bloccare queste persone, e devo dire la verità, chi si è opposto, lo sappiamo, è CR e ID, per cui ecco, se noi vogliamo l'aiuto dall'Europa, quello era il momento di veramente batterci e dire ok, ci vuole una redistribuzione su tutti i paesi membri, perché è un problema europeo, non è un problema solo italiano. Senta, o greco. Bartolo, però io le faccio l'osservazione da cittadino, al di là scevro da ogni colore politico, ovviamente, quello che fa il cittadino. Cioè la sensazione, tema migranti e tema Europa, è che in qualche modo l'Europa scenda molto a compromessi, no? Anche con altri paesi che sono fuori dall'Europa, e dire no, come è stato con la Turchia un tempo, come è stato da quella parte dell'ingresso. Ma l'Europa, come diceva Dino prima, per chi ricatta, uso tra virgolette questo termine, chi ricatta l'Europa è facile arrivare a un compromesso. Probabilmente servirebbe, servirebbe una presa di posizione che sarebbe quella di trattare il fenomeno migratorio in maniera diversa. Come ha detto Dino all'inizio, l'onorevole Giarrusso ha detto che all'inizio, quando c'è stata fatta questa nuova proposta sul patto asilo e immigrazione, la von der Leyen aveva detto che cancellava totalmente il regolamento di Dublino, un regolamento che è un fallimento, ma è un fallimento, lo dimostra il fatto che dopo 30 anni parliamo ancora di emergenza sbarchi, parliamo di morti a Lampedusa continuamente, di arrivi, evidentemente è un fallimento. L'abbiamo dichiarato attraverso addirittura una risoluzione, la risoluzione Keller, abbiamo detto che è un fallimento, quindi evidentemente abbiamo sbagliato tutto. Però ci viene proposto portata una nuova proposta chiamato patto sulla migrazione, che io sinceramente l'ho definito pacco sulla migrazione, perché ci hanno proposto un bel pacco. Cos'è? Te lo spieghi? Era una proposta che era peggiorativa rispetto al regolamento di Dublino, addirittura dando ai paesi di primo ingresso ulteriori incombenze, quindi complicando ancora la situazione per i paesi di primo ingresso. Per cui abbiamo lavorato su questo patto, ovviamente sia noi che Consiglio, ancora le decisioni del Consiglio non le sappiamo. Per quanto mi riguarda, quindi la decisione del Parlamento, che è passato sia dalla Commissione Libe a maggioranza, devo dire a larga maggioranza, con il PPE, di cui il relatore principale era Tobé, uno del PPE, ma anche con i Verdi e anche con Renew e noi socialdemocratici, è passata a larga maggioranza questa nuova proposta che prevede, per quanto riguarda i paesi che sono dichiarati sotto pressione migratoria, e questo viene definito dalle agenzie che operano anche un anno prima. Siamo noi, la Spagna, la Grecia, questi, certo, questi sono i paesi che sono sotto pressione migratoria, Malta, e allora questi paesi che vengono dichiarati sotto pressione migratoria, indubbiamente Malta si tira sempre fuori da questo fenomeno. Interviene un meccanismo di solidarietà che è obbligatorio questa volta, quindi per la prima volta esce fuori la parola solidarietà obbligatoria da parte di tutti gli Stati membri, che si declina l'80% in redistribuzione di queste persone su tutti gli Stati membri, ed è questo che dobbiamo chiedere, e non può essere che... Però io credo che questo sia un falso problema, questo della redistribuzione, perché sono proprio i migranti che arrivano anche da noi in Italia, che vogliono andare in altri paesi. Ma è normale, ma poi vengono fermati, ma è normale, ma visto che si vogliono distribuire e non glielo consentiamo, a questo punto rendiamolo obbligatorio. Però scusate, si dimentica una cosa: per essere redistribuiti bisogna intanto avere l'autorizzazione all'asilo, cioè deve essere riconosciuto il diritto di asilo, cosa che non avviene per tutti i migranti che approdano sulle nostre coste. Per la maggior parte non viene riconosciuto il diritto d'asilo perché vengono definiti migranti economici, cioè che non scappano da guerre, carestie eccetera, ma semplicemente che migrano per ragioni economiche. Fra questi moltissimi sono tunisini. Allora, a costoro non viene riconosciuto il diritto di asilo e quindi il diritto di circolare nell'Unione Europea e di spostarsi come loro piace. Viene dato un foglio di via, un foglio di rimpatrio, secondo il quale loro autonomamente dovrebbero tornare, cosa che ovviamente non fanno. E dove finiscono queste persone? Nelle fila della criminalità organizzata o del caporalato. Allora, questa è una grandissima ipocrisia che l'Europa consente, nello stesso tempo in cui dà ogni anno a un paese dove c'è un dittatore che si chiama Erdogan, che è la Turchia, 5-6 miliardi, adesso non sono più aggiornata quanti siano, perché fermi sul suo territorio i migranti dalla guerra che scappano dalla guerra della Siria,
che Erdogan continua ad alimentare facendo la guerra a chi ha lottato contro l'ISIS, cioè i curdi, per ragioni etniche, perché Erdogan è un razzista contro i curdi, scusatemi, ma è la verità, ok? E allora l'Europa a quel punto gli va bene il razzismo, a quel punto gli va bene l'anti-immigrazione, Erdogan lo paga, ma non fa la stessa cosa nei confronti di chi come l'Italia accoglie centinaia, migliaia di migranti che arrivano dall'Africa, alimentando anche da parte di molti paesi africani delle accuse di razzismo, anche in considerazione del trattamento attuale dei migranti ucraini. Allora, il favore, i privilegi che sono stati dati ai migranti ucraini, e credo che se ci guardiamo indietro ci ricordiamo di come sono state scavalcate un sacco di regole per far posto ai migranti ucraini. Ma non è un privilegio, è un diritto, No, ma attenzione, però ai migranti ucraini è stato permesso di venire a fare i medici in Italia nonostante non avessero una laurea in medicina equiparabile a quella degli italiani. Attenzione, potevano farlo anche se non vaccinati e via dicendo, insomma, attenzione. Per questo trattamento che è stato fatto per gli ucraini non è un'accusa mia, un'accusa che hanno fatto alcuni paesi africani, hanno detto certo quelli sono bianchi e non sono neri e quindi per loro va bene tutto. Attenzione, perché queste sono discriminazioni. L'Unione Europea che si pregia di essere che si pregia di essere la fautrice della lotta alla discriminazione, dell'accoglienza, eccetera, in realtà fa dei distinguo che non sono accettati. Mussolini, Stancanelli, Giarrusso. E vi do una notizia. Nella scorsa legislatura io assieme alla Schlein, che era deputato europeo, abbiamo preso il regolamento di Dublino per modificarlo e non hanno voluto modificare il trattato di Dublino il Consiglio che l'ha bloccato. Diciamo le verità. Noi avevamo la Commissione dalla nostra, avevamo fatto un trattato di Dublino in superamento del paese di prima accoglienza, anche perché noi Italia facciamo la prima accoglienza in modo egregio, certo stando a vedere tutte le emergenze, e la seconda accoglienza, cioè l'inserimento, tutto quello che c'è da dare alle persone che hanno diritto, con la protezione internazionale, quelli che non hanno diritto all'asilo c'è la protezione internazionale, la protezione speciale, la che adesso questo governo però ha voluto che ancora eliminare. Attualmente va bene, ma c'è, per riuscire a dire ma lui è perseguitato, cioè noi italiani troviamo tutte le possibilità, abbiamo dall'altra parte lo Stato terzo che magari non vuole riconoscere i documenti, che dice non vogliamo il rimpatrio forzato ma lo vogliamo volontario, ci sono delle direttive che vanno in questo senso, perché il rimpatrio volontario è un rimpatrio che costa anche meno, che ha un meno impatto per l'Italia, e noi dobbiamo anche favorire questo, dobbiamo essere in questo momento più solidali. È vero, il trattato di Dublino si sono fissati che non lo vogliono modificare. Noi eravamo a un passo, addirittura, scusami se ti interrompo, addirittura prevedeva la redistribuzione su tutti i paesi al 100%. Al 100%. Ti ricordi? Anche quasi con quelli. Pensa, era pure. Dal punto di vista umano era fantastico, perché se l'immigrato diceva guarda che io ho un fratello in Germania, ho un'altra persona parente in Francia, andava lì perché si ricongiungeva, ma c'era un elemento, del Nord Europa sono molto meno politically correct. Possiamo spiegare una cosa che ha detto adesso l'onorevole Mussolini, è una verità storica, Alessandra, perché tanto stiamo MEP. Va bene, MEP. È una verità. Da noi è una cosa. MEP in Sicilia. È una verità storica, perché il lavoro fatto, come si dice a Napoli, anche dalla attuale. Bravo. Qui ormai continua lo show. No, non ero il lavoro, perché abbiamo iniziato con lo show, continuiamo con lo show. Il lavoro fatto anche dall'attuale segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che era una deputata europea, era un lavoro molto ben fatto. Però l'onorevole Mussolini ha appena detto è stato bocciato dal Consiglio. Qui c'è una cosa che noi dobbiamo
ripetere, anche se a volte capita, ma secondo me molti dei nostri spettatori, molti dei nostri concittadini non sanno come funziona in Europa quando si propone una legge, un regolamento, eccetera. Funziona che se anche il Parlamento europeo fa un ottimo lavoro, poi c'è il Consiglio e c'è la Commissione, il che significa che c'è il rischio che parte del nostro lavoro venga bocciato. È successo anche a me con alcune cose che avevo ottenuto in Commissione Agricoltura, pur essendo non iscritti, quindi con enorme fatica, anche grazie al collega De Castro con cui spesso collaboro, e me la sono anche, come dire, contento di avere ottenuto delle cose, poi arriva il Consiglio e le boccia e ti tornano indietro. Perché? Perché non c'è un potere legislativo diretto da parte del Parlamento europeo, a differenza di quello italiano. Cioè cerchiamo di essere chiari su questo. Cosa succede? Ci sono stati, e ci arracciamo al discorso che hai fatto in inizio di trasmissione sull'Europa, cosa ci piace e cosa non ci piace. Ci sono stati che in Europa hanno un peso politico maggiore dell'Italia. Parliamoci chiaro, questo problema della prima accoglienza riguarda fondamentalmente l'Italia. Qualcuno ha fatto l'esempio di Ventimiglia, i miei colleghi Mussolini e Stancanelli, ma attenzione, chi a Ventimiglia è già in Europa. Quindi quando tu respingi a Ventimiglia non sei paese di prima accoglienza, non respingi un immigrato che arriva, ma non voglio correggere, attenzione, è una decisione giuridica fondamentale, però fondamentale, perché tu sei obbligato, primo stato di prima accoglienza, a fare l'accoglienza, sei obbligato peraltro da mare, quindi per carità c'è la legge del mare, sei obbligato a livello morale e a livello giuridico, lì la Francia si dimostra inumana, lo posso dire, su certe cose, perché lasciare il bambino di qua e dà anche lezioni di umanità, e poi ci dà le lezioni, tra virgolette. A Roma, visto che tu hai parlato di Napoli, a Roma si dice siamo buoni tutti a lavorare così, ed è brutto questa cosa, perché dimostra una ipocrisia di fondo, che è quella che non c'è solidarietà reale. Parliamoci chiaro, quando parliamo di costi e di soldi sprecati, quei soldi che l'Italia deve mettere a fare questo da sola sono soldi che sottraiamo ai nostri asili, alle nostre strade, alle nostre università, alle nostre scuole, ai nostri ospedali. Perché? Perché non li abbiamo i soldi a sufficienza per affrontare un fenomeno epocale e che non si può fermare. Abbiamo voglia di dire facciamo l'accordo con la Tunisia, con l'Algeria, con la Libia. Non si può fermare questo fenomeno. Quindi bisogna affrontarlo, non fermarlo. Donato, Bartolo, poi andiamo in pubblicità e poi riprendiamo dopo la pubblicità. Solo un flash. C'è anche un altro ospite. I paesi del centro Europa non sono di prima accoglienza perché o hanno fatto i muri tipo Polonia e Ungheria, che hanno alzato fili spinati alti 3 metri e quindi non passa nessuno, o hanno fatto un muro tramite la Turchia di Erdogan, per cui loro proprio sono schermati dall'arrivo di questi migranti. Chi ha l'arrivo dal mare siamo solo l'Italia, la Grecia, moltissimo, che ha le isole messe molto spesso nelle condizioni della nostra Lampedusa, e in parte la Spagna, mai quanto l'Italia e la Grecia. Quindi la difficoltà in cui si trovano soprattutto le regioni insulari, diciamolo, noi siamo un'isola, cioè noi dovremmo anche sostenere la necessità di un regolamento europeo specifico per le isole, il ruolo di Malta, mentre Malta completamente svicola. Certo, è la verità. Visto che si è parlato di invasione. Ma dov'è questa invasione? No, non ho detto invasione. Io la parola invasione non lo so chi l'ha da detto. me. Scusami, non so che l'ha detto. Andiamo alla VAR. Fenomeno epocale. Così andiamo in pubblicità. Ha parlato di invasione. Ora qualcuno ha tirato fuori questa parola. Ma l'invasione è questa invasione. Questa è una narrazione che è stata fatta. Io dico una. Riprendiamo il discorso. Qui non ci paga l'Unione Europea, qui noi andiamo con i nostri fondi. Pubblicità e poi torniamo. Rientriamo dopo la pubblicità, ci ha raggiunto al tavolo anche l'onorevole Ignazio Corrao, oggi del partito Movimento dei Green, giusto Corrao? Oddio, è Green. Indipendente all'interno del gruppo parlamentare dei Green. Quello che non fanno i Green. Come sarebbe indipendente? Cioè, spieghiamo un po' ai telespettatori questa storia. Parlami dei Green. Funziona. Parliamo dei Green. I Green sarebbero i verdi. I verdi europei, che sono quelli veri. Funziona essenzialmente così, che all'interno del Parlamento europeo per lavorare devi avere un gruppo parlamentare, perché altrimenti vieni qua a prenderti neanche il sole, perché il sole non c'è. Assolutamente. Perché puoi solamente votare, differenza del Parlamento regionale e nazionale. Come diceva Noggia Russo, che in questo momento è senza gruppo. Si fatica il doppio perché bisogna appoggiarsi tecnicamente non puoi partecipare ai lavori legislativi, perché quando la Commissione europea presenta una proposta di regolamento o direttiva viene affidata ad un relatore principale nominato da un gruppo politico
e i relatori ombra vengono nominati dagli altri gruppi politici. Se tu non hai un gruppo parlamentare, praticamente ai lavori legislativi non puoi partecipare direttamente. Cosa significa essere indipendente all'interno di un gruppo? Ogni gruppo si compone di vari partiti politici e deputati. Non tutti sono affiliati al partito politico principale, ma sono saltato sulla sedia. Perdonami. Tu, per esempio, Alessandra Mussolini di che partito fa parte? Forza Italia. Forza Italia fa parte della famiglia del Partito Popolare Europeo, ma all'interno del gruppo però aspetta, ti faccio l'esempio. Dentro il PPE c'è anche Dorfman, che è un deputato europeo eletto in Italia nelle liste del Partito Democratico, ma poi fa parte della famiglia del PPE. Con Forza Italia in questa legislatura. Allora in quella precedente era con l'SND. Bisogna fare che parte dei il gruppo parlamentare europeo si compone di partiti e persone che possono anche essere semplicemente indipendenti e faccendari. Io sono indipendente all'interno dei Verdi. Poi diciamo, prima di riprendere un attimo questa discussione, ovviamente restiamo un attimo su questa discussione prima di riprendere invece la questione immigrazione, perché per me è veramente curioso quello che succede in Italia, visto che andiamo poi verso le elezioni europee, si voterà l'anno prossimo, quello che succede in Italia è quello che non fanno gli altri paesi. Cioè, faccio un esempio, lo dico ai nostri telespettatori, per esempio la Germania ha quello che noi abbiamo in Italia al Parlamento europeo, cioè i deputati, le liste bloccate, i nominati. Lo fa in Europa però perché in Europa serve, come dire, un po' di esperienza, no? Nel lavoro diciamo, legislativo in qualche modo, quindi mette quelli che hanno maturato esperienza, quelli che hanno maturato esperienza magari poi trasferiscono al nuovo l'esperienza e vanno avanti, insomma, con una linea che è una linea di paese, quindi non è una linea di partito. Mentre in Italia succede esattamente il contrario. A mio parere cambiano sempre, perché a mio parere andrebbero messe sempre le preferenze, perché chi riceve un voto di fiducia poi può gestirlo bene o male, ciascuno come sempre, però l'idea che un segretario di partito, lo diceva nella pubblicità proprio l'onorevole Corrao, possa decidere nel Parlamento italiano di mettere un cavallo o peggio una persona meno intelligente, meno efficace di un cavallo, nel Parlamento nazionale, al Senato o alla Camera, per me è sbagliato. Abbiamo visto che non ha funzionato. Io ritengo che andrebbero messe invece le preferenze anche al Parlamento nazionale, come noi in Europa siamo tutti qua perché abbiamo preso delle preferenze. Però dicevo, questo è funzionale anche al funzionamento di questa amministrazione che è europea. Hai delle responsabilità con le preferenze, devi rispondere all'elettorato più che al segretario del tuo partito. È una cosa più civile, più giusta. Che è una cosa più importante a livello nazionale che europeo, perché considera noi siciliani quanto ci stiamo per tornare sul territorio ogni fine settimana. È una tradotta. Facciamo un giorno, Pietro è di Lampedusa, manco un giorno gli basta per tornare. Cioè noi facciamo un giorno di viaggio per tornare e un giorno di viaggio noi abbiamo per adottato andare. l'Oleo Mussolini, l'abbiamo fatta diventare siciliano. Ma no, è vero. Parlavo con la nostra new entry che adoriamo già, la nostra Caterina Chinnici, che era... No, niente. Può dire Chinnici, non è una parolaccia, ha detto Chinnici. Anche lei deve faticare. Sta adesso con noi come indipendente, però è meno indipendente di te. Ecco, perché è più con noi che con te che i Green. E la Chinnici, anche lei, pur di arrivare qui, perché ricordiamo pure di tornare qui è venuta in Forza Italia, pur di tornare qui è venuta in Forza Italia. Non è vero, perché lei non c'è, quindi non si può dire. Non c'è, quindi eviterei, diciamo, di tirarla in ballo. Che è una persona che io già conoscevo da prima. Noi quanto tempo stiamo qua? Tutte le settimane. Quindi noi stiamo poco sul territorio e molto qui e ci dovremmo prendere giustamente le preferenze. Tutti gli altri stati membri no. Quindi vengono felici, contenti, tanto ridono. E invece Alessandra, tu hai fatto diversi mandati come Caterina. Noi eravamo nella stessa commissione. Io sono mandataria. Con Caterina. Però il problema è questo. Se tu fai il parlamentare europeo e vuoi comunque coltivare quel grande numero di preferenze di cui hai bisogno per essere eletto, è impossibile riesci a fare bene entrambe le cose. Nel passato, perché
comunque per coprire un territorio... Qua stiamo parlando 90.000, 100.000, 40.000, cioè stiamo parlando di numeri enormi. Per esempio, ecco, la Sicilia e la Sardegna, che è il collegio, la Sardegna povera, cioè, ti racconto, cioè, io sono stati periodi in cui tutti i fine settimana giravo in province diverse, il tempo di tornare nella stessa provincia dopo averle girate tutte, quelle mi dicevano Mimo non ti fai vedere mai. Sì, però posso dire, penso che è così, no? A me una volta è successo questo, sono andato in Sardegna per delle iniziative ero ancora nel Movimento 5 Stelle, dei attivisti del 5 Stelle mi hanno detto: dal 2013, cioè quando esiste 5 Stelle, noi in questo comune abbiamo visto 3 volte a te, una volta a Corrao, e siete tutti e due siciliani, e mai i nostri deputati nazionali sardi. Così mi hanno detto, perché quando uno ha coscienza, i fine settimana li passa sul territorio. Per me è una questione di coscienza, di coerenza, di onestà intellettuale. Ma secondo me il modello tedesco non è tanto poi c'è la cosa meravigliosa, più che altro devi sacrificare la vita ormai privata. stiamo come tra amici. Poi c'è la cosa bellissima che i 5 Stelle, quindi tu vedi tutti i deputati dei 5 Stelle con il secondo mandato tutti ammosciati. Tu li vedi che camminano così perché già sanno che non saranno ricandidati, perché i 5 Stelle col secondo mandato non sono più ricandidati. Cioè, quando tu hai acquisito una bella regola alla fine, ma quando mai? Cioè, tu sei fuori, tu sei derogato e tu sei derogato. Cioè, praticamente senti che fanno 5 Stelle. Quando tu hai acquisito una certa esperienza, che sei diventato bravo, che sei entrato in tutti questi meandri dell'Europa, diceva boh, mo te ne puoi perché qui è complicato. Io difendo questa regola. Sono folli. Ti posso dire una cosa, Luca, solo ricorda che ci siamo conosciuti quando avevo iniziato nel 2000, quando sono stato detto la prima volta nel 2014. Se tu fai 10 anni, 2 mandati fatti bene, cioè che fai bene sia il lavoro parlamentare dire ai tuoi colleghi che il lavoro sul territorio, non lo vuoi fare più, cioè, è sufficiente. Cioè, io in questo senso qua fai decidere agli difendo questa regola. È vero, Luca, quando ero giovane e fresco, si sente che ha fatto anche 4 legislature. Quanto mi hai visto invecchiare. Io difendo questa regola, invece la ritengo giusta. Ma fai decidere agli elettori, parli delle preferenze, chi deve decidere? Conte? È una regola fondativa. Devono decidere gli elettori. Però lo devo spiegare con me. Devo spiegare perché tra noi oggi c'è l'onorevole Mussolini, perché lo ridico, perché è lei che conduce. No, perché lei che conduce. No, a parte questo, perché ha annunciato questo, quando sarà questo blitz a Lampedusa per sollecitare? Se il blitz non si può sapere. Il blitz si può sapere, annunciato. Ha detto Stancanelli, ha ragione lui, se il blitz non si può sapere. A breve, entro maggio, subito, una cosa Ambressa. Sì. Quindi entro Lampedusa per fare che? Per andare a vedere, lasciami fare dalla parte delle istituzioni, perché c'è un attacco alle istituzioni da parte della Commissione, di alcuni all'interno della Commissione Libe. Ci stanno massacrando e quindi si deve la Commissione Libe è quella la commissione che si dedica appunto a questi problemi. Ecco, si dedicasse ai diritti umani e non a guardare a noi. Si dedicasse ai diritti umani e non si deve dedicare a quello che facciamo. Però Alessandra, se io faccio parte della Commissione Libe. E perché ci state rompendo così? No, non stiamo rompendo niente. Quello che noi diciamo che Lampedusa, che è la mia cittadina, è ovvio, e che io conosco benissimo, so come lavorano le forze dell'ordine, l'abbiamo detto tutte, però sarebbe più opportuno che il governo lavorasse un po' meglio, perché sapendo che queste persone... No, siamo in par condicio e allora par condicio di nuovo. E allora, scusami, sarebbe più opportuno che sapendo che queste persone arrivano giornalmente in questo periodo, visto che hanno detto che prima delle elezioni dovevamo bloccare tutto, ma non è colpa loro che arrivano, scusami. Sarebbe più opportuno... propaganda, ma io non faccio nessuna propaganda. Frontex che si allora, scusami, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Protezione Civile, della Croce Rossa, e quindi voi siete solo per i ONG, basta io non voglio litigare con nessuno per prendere la parola. Mi stavo ascoltando su Lampedusa, posso dire una cosa che non è scusatemi, stavo parlando io, giusto? E quindi vorrei finito l'onorevole Mussolini, Alessandro, come vuole chiamata, Meppe, come la chiamate? Dico, io dico che sarebbe più opportuno che
se, come dire, agisse in modo diverso, in considerazione del fatto che sappiamo che queste persone arrivano, ecco, fare in modo che queste persone vengano immediatamente spostate da Lampedusa verso la terraferma, invece di arrivare a 3-4 mila persone. Senta, Bartolo, c'è un ponte. Abbiamo anche nominato il commissario straordinario ma di fatto ancora oggi, scusami, ancora oggi a Lampedusa ci sono 1600 persone, ma perché? Perché ce li dai tu le navi per prenderli e spostarle, che non riusciamo a Ma perché io lo devo dare alle navi? Perché un governo ha problemi a mettere navi militari o aerei militari come ha fatto? Perché lo fa quando si trova con l'acqua alla gola? Quando si trova con l'acqua alla gola allora riesce a spostarli. Secondo me tutto questo è una strategia per creare il problema di dire c'è l'invasione, ma dov'è questa invasione? Ma dove l'hanno visto questa invasione? Però c'è anche un tema di criminalità, c'è anche un tema di traffico di esseri umani di cui non si parla. Ma scusami, posso dire una cosa? Lampedusa è Italia però, Lampedusa è Italia, non è l'Italia, giusto? Ragazzi, posso dire da 20 anni che stavate al governo, nella passata legislatura, che stavate al governo. Nella passata legislatura io facevo parte della commissione LIBE e sono andato in missione con questa commissione a Lampedusa, peraltro Pietro Bartolo era lì al porto a aiutare i migranti, l'ho visto in azione in quell'occasione. La cosa che secondo me sfugge, vi ascoltavo prima di entrare in studio, in tutto questo discorso, quando si danno le colpe alla Commissione europea, al governo, a questo, a quell'altro, è il funzionamento dei trattati. Allora, o noi qua diciamo chiaramente che abbiamo tutti come intenzione futura quella di dare all'Unione Europea la gestione delle frontiere e quindi degli affari interni, che significa diventiamo una confederazione in cui è Bruxelles a gestire le entrate, siano dalla Spagna, dall'Italia, dalla Grecia, cioè Malta ritorna nelle cartine geografiche. Se la gestione dell'interno passa all'Unione Europea, Malta al posto di scomparire dal Mediterraneo ritorna nelle cartine geografiche, così come questo è quello che dobbiamo fare, ma io dico ancora questo di dipende più, dai trattati, Pietro, dipende dai trattati. Questo compromesso che abbiamo trovato noi, non possiamo costringere nessuno alla questo compromesso che noi abbiamo trovato è come se avessimo dato per scontato, che queste persone devono arrivare in questo modo. È tutto sbagliato. Queste persone devono arrivare attraverso i canali chiudiamo qui invece chiarissimo il punto di tutti. Perché fino a quando arrivano in questo modo continuano a raccontare i morti. Chiarissimo il punto di tutti. Io però vorrei cambiare radicalmente argomento perché ci sono due problemi di grande attualità. Uno, che avete parlato di invasione, qualcuno utilizzate la parola invasione. C'è stata di fatto nell'ultimo anno e mezzo un'invasione reale, che è quella della Russia all'Ucraina, e quindi c'è una guerra in atto e su questo si sta esponendo anche questo Parlamento. E poi c'è un tema di una ormai commissione globale che riguarda il tema dell'energia, che riguarda il tema dell'utilizzo di certi tipi di energia e di certi materiali che in questo momento sono praticamente quasi tutti in Cina e noi siamo sguarniti da tutto. Bravo. Quindi su questi due temi io vorrei capire l'Europa come si pone. Donato, do subito la parola. Ma guardi, questi sono temi di cui mi occupo perché faccio parte della commissione ITRE che appunto si dedica a queste tematiche. La situazione è molto più grave di come ce la raccontano, perché noi siamo riusciti a superare questo inverno che è stato eccezionalmente mite e nel quale, al di là di tutta la propaganda che è stata fatta, abbiamo continuato a usufruire sia del gas russo che del petrolio russo. Nonostante abbiamo deviato gli acquisti in gran parte di gas russo sul gas liquido americano e su altri fornitori che hanno prezzi doppi, tripli, quadrupli rispetto a quello che aveva il gas russo, e questo ha portato una grandissima inflazione nei costi dell'energia che si è poi ripercossa sul costo dei prodotti al consumo. Ma non solo, ci sono problemi di approvvigionamento anche di materie prime fondamentali come generi alimentari che venivano sia dalla Russia che dall'Ucraina, sostanze chimiche importantissime per creare fertilizzanti, prodotti farmaceutici e via dicendo. E ancora in più a questo si aggiunge la nostra dipendenza da materiali fondamentali per dire le batterie che servono allo stoccaggio dell'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili, che bellissime le fonti rinnovabili, però non è che funzionano quando dici tu come
le fonti fossili, no? Esatto. E quindi se di notte c'è molto vento e di giorno non c'è, ti serve l'elettricità di giorno, tu dovresti accumulare l'energia prodotta dalla pala eolica in un accumulatore fatto da batterie. Queste componenti delle batterie arrivano dalla Cina. Quindi noi stiamo facendo tutto un processo che ci porterà forse a essere indipendenti dal gas russo per ritrovarci mani e piedi incatenati ad una dipendenza da prodotti e materie prime cinesi, che saranno appunto tutti prodotti per l'energia verde, ma non solo, i chip, i microchip che vengono prodotti o in Cina o a Taiwan per tutto ciò che è la transizione digitale. Allora io dico, a livello geopolitico, lo dico dal primo giorno, abbiamo attuato una politica di sanzione alla Russia che, uscito sul Corriere della Sera ieri, la Russia cresce più della Germania, quindi non solo non ha fatto male all'economia della Russia, ma anzi l'ha talmente avvicinata e rafforzata nei suoi legami con la Cina e con gli altri paesi del Medio Oriente, che vi comunico pure si stanno riunendo. La Siria è rientrata nella Lega Araba dopo che per tanti anni era stata estromessa, l'Iran e l'Arabia Saudita hanno ripreso i rapporti dopo anni di conflitto, eccetera. Quindi quel blocco lì si sta rafforzando tantissimo, sia politicamente che economicamente. Noi siamo sempre, dipendenti dagli Stati Uniti, sia politicamente che militarmente, che adesso anche dal punto di vista energetico, ma attenzione, il resto del mondo è più grosso e più potente dell'asse Europa-Stati Uniti, anche se ci mettiamo il Canada e l'Australia, perché c'è l'Africa, c'è tutta l'Asia, c'è l'America Latina, Allora, un attimo Donato, quindi attenzione. Gianrusso velocemente, perché se no non ce la facciamo. No, allora, due cose importanti. Innanzitutto è vero che parte di quelle materie prime arrivano dalla Cina, ma attenzione, non sono cinesi. Arrivano dalla Cina perché la Cina ha colonizzato da un punto di vista industriale l'Africa, buona parte di quelle miniere sono in Africa, ma sono miniere cinesi, cioè capitale cinese, aziende cinesi che prendono le materie prime dall'Africa, e questo è un grandissimo asset sul futuro. È stato un grande errore dell'Europa, secondo me, a consentire affinché la Cina si colonizzasse l'Africa in vista di nuove materie prime, così come il petrolio condiziona il mondo da tanti decenni. Il petrolio, attenzione, allo stesso tempo oggi il rischio sarà che il nuovo petrolio, cioè determinate materie prime che ci sono in Africa, non ne godono mai gli africani, né ieri né oggi, ma ne godono la Cina non ce l'ha il pareggio di bilancio, ma ne godono i cinesi. La Cina non ha vincoli di deficit, però sai quella differenza tra me e te? Quando tu parlavi sono stato zitto. Sempre col pareggio di bilancio. Chiudo. Attenzione, però in Sicilia l'energia c'è. Il sole e il vento ci sono, come in poche altre regioni d'Europa. Io quando ho sentito Schifani che pare che voglia limitare il solare, no, lo devo dire, vabbè, ma è una cosa che non c'entra par condicio, è una scelta che lui ha annunciato, che mi preoccupa moltissimo. Spero che cambi idea su questo, e ne sarei felice, gli farei un applauso, ma non passo a Forza Italia. Corrao, che ha parlato meno di tutti, è arrivato dopo, su questa storia dell'energia della Cina. Dico, è tutto vero quello che è stato detto, però qua noi dobbiamo capire pure come stanno le cose dal punto di vista geopolitico. Non è che abbiamo nessuna possibilità di andare da un'altra parte rispetto al blocco occidentale di cui facciamo parte dopo la seconda guerra mondiale. Scusami, posso risponderti? Il tema non è andare da un'altra parte, il tema è fare l'Europa. Cioè, tutti vogliamo l'Europa, vogliamo essere europeisti. Perché l'Europa non può riprendere a fare da cuscinetto fra le due superpotenze e avere un ruolo di mediazione non parla come con ha una avuto testa per unica. anni? L'Europa è tante teste, non parla con una testa unica. In Europa ci sono teste di ponte degli Stati Uniti. E allora vieni dalla mia parte e mi dici che l'Europa non potrà mai essere unita. Secondo te il rapporto che c'è tra il governo tedesco e gli Stati Uniti d'America è uguale a quello che c'è tra quello francese e gli Stati Uniti d'America? No, storicamente non è così, perché non si fidano, perché sono teste diverse, perché poi c'è il Regno Unito che faceva parte dell'Europa e oggi non ne fa più parte e lavora a braccetto quindi noi abbiamo una situazione decisoria complessa, mentre i cinesi hanno un solo partito e non hanno tutte le complessità che portano diverse democrazie, neanche una democrazia, diverse democrazie. Quindi loro entrano, corrompono, comprano, sfruttano quello che hanno fatto in Africa, e occupano un mercato come facevano gli europei nell'Ottocento e prima. E poi ci chiediamo perché poi arrivano i migranti, no? Perché questo sta succedendo, che siamo andati, attenzione, non che siamo andati anche noi, siamo andati anche noi in Africa, abbiamo scambiato quel continente come un ipermercato. Anche noi dove italiani. prendere tutto. No, perché per pagato paghi. Invece abbiamo un posto dove si poteva rubare. La
Dico, basta andare a vedere cosa è successo in Etiopia, cosa hanno combinato in Etiopia i nostri antenati. Ritornando qui, basta vedere cosa è stato fatto in Libia, in Siria, in Iraq. Quelli sono i paesi che sono stati destabilizzati, da cui poi è partito il flusso migratorio. Io vorrei sapere una cosa in chiusura, però la voglio sapere da tutti. Se posso concludere, dico, se ragioniamo in un mondo globalizzato, allora dobbiamo rivedere i metodi decisionali del blocco globalizzato di cui facciamo parte, perché altrimenti noi siamo semplicemente sottoposti a decisioni di cui non prendiamo parte, soprattutto prese a Washington, poi a Londra e poi forse da qualcuno più influente a livello europeo, dove non si riesce a ragionare con una testa sola. Bisognerebbe velocizzarlo allora questo processo serio di integrazione, altrimenti siamo ovviamente periferia. Ma io sono d'accordo, però devono essere i cittadini europei a volerlo, e quelli che non sono d'accordo in prevalenza non sono gli italiani, sono tutti gli altri. Se si dovesse votare sulla base dei singoli paesi per fare gli Stati Uniti d'Europa, state tranquilli che la maggior parte dei paesi del centro-nord Europa direbbe no, come hanno già fatto. Fermi tutti un attimo, andiamo all'ultimo blocco pubblicitario, poi ritorniamo. Pubblicità. Ritorniamo nella parte finale di questa trasmissione che registriamo oggi nello studio del Parlamento Europeo a Strasburgo, nella settimana che festeggia l'Europa. Però io, prima di salutare tutti i miei ospiti, Ignazio Corrao, Alessandra Mussolini, che abbiamo adottato da siciliana perché ha detto che andrà a Lampedusa, viva il nostro governo italiano, Dino Giarrusso, Francesca Donato, Raffaele Stancanelli, Pietro Bartolo. Voglio sapere la vostra posizione sull'invio delle armi in Ucraina. Su questo sta discutendo ovviamente anche questo Parlamento, utilizzare i fondi dell'Europa per armare l'Ucraina. Ignazio Corrao, dove sta andando questo? Non vuole rispondere, se ne va. Non mi piace, io sono per comunque alla Mussolini gli possiamo dare la cittadinanza. Dove sta andando? La cittadinanza di Mussolini. Caltagirone, è vicino Caltagirone. Ma tu lo sapevi che c'era una città evviva, non sono più l'unica. Vicino Caltagirone. Lo sapevi? Caltagirone. Rispondiamo. Lo so. Quindi chiama il sindaco di Caltagirone e sarà qualche amico tuo. Allora, Corrao. No, è 5 Stelle. Era Cuzzo. PD va appoggiato da 5 Stelle. Ma guarda, io ho sempre detto che è chiaro che dal punto di vista mediatico e di giustizia e di ricerca della pace è più giusto, più bello dire siamo contrari all'invio delle armi e per un negoziato di pace, però la realtà dice che se non si consente agli ucraini di difendersi, il negoziato di pace non si può fare. Quindi quello che io dico è giusto armarli e difenderli, ma bisogna accelerare sul piano negoziale, perché il rischio che si ha oggi è che questa situazione continui ad andare avanti per troppo tempo. Quindi aiutiamoli a difendersi, ma velocizziamo i negoziati accanto, perché non si sta facendo bene. Concordo quasi del tutto in questo caso con Corrao, nel senso che dal punto di vista diplomatico non è stato fatto abbastanza. L'Europa l'Europa non ha fatto, non solo l'Europa, ma anche i singoli stati, ma l'Europa non ha fatto abbastanza dal punto di vista diplomatico, cioè ma la diplomazia in questa guerra non ha ottenuto risultati concreti. Questo è un fatto. Dopodiché ricordo, e io che sono pacifista faccio molta fatica ad approvare l'invio delle armi e ancora più sinceramente a pensare che i soldi dell'Europa vengono usati per armare l'Ucraina. Dopodiché ricordo che se non si fossero armati gli stati che si opponevano alla Germania nazista, al patto, all'alleanza Italia fascista, Germania nazista nella seconda guerra mondiale, ma ragazzi posso parlare? Posso dire che si è salvato il mondo perché è stato sconfitto il nazifascismo o non lo posso dire? Lo dico, lo dirò finché me lo consentono, poi mi arrestate e non lo dico comunque più. I partigiani se non si fosse armati, ma non solo i partigiani in Italia, perché l'Unione Sovietica, quando faremo un dibattito storico eccetera, parleremo anche di questo. Hanno vinto la seconda guerra mondiale, organizziamo un incontro a Mussolini. Cui hanno comprato le armi, senza quei soldi non c'era. Io sono totalmente e dal primo giorno sempre stata contraria non solo all'invio di armi che ha prodotto milioni di morti ucraini e russi, e per me le vite umane sono tutte uguali, quindi se si fosse subito fatto solo il negoziato si sarebbero salvati centinaia di migliaia. Sì, ed è più importante un confine delle vite umane per te? Per me no, per me sono più importanti le vite umane. Quel confine sarebbe stato stabilito una negoziazione vera, sarebbe stato stabilito pacificamente sulla base di accordi negoziati dei quali l'Europa avrebbe dovuto fare parte e favorire. Non è vero, Putin l'ha chiesto per 7-8 anni di ritornare, di rispettare i trattati di Minsk che sono stati violati in primis dall'Ucraina. L'Europa se n'è fregata, ha fomentato
queste provocazioni, con un'escalation di provocazioni che, come Kissinger ha detto, avrebbero ovviamente portato ad una reazione aggressiva da parte della Russia. Oggi, io continuo a dirlo, le sanzioni sono state un epic fail perché hanno massacrato l'economia europea, hanno rafforzato l'asse russo-asiatico abbiamo creato milioni di morti. Dopo un anno e mezzo la guerra continua e continuerà con le armi. Il problema che si è posto nelle ultime settimane era la notizia, che poi è vera, che poi è vera, che con le risorse del PNRR si potessero fare le armi o le munizioni. Ecco, questo io sono contrario, ma il governo nazionale italiano ha detto espressamente che non un euro del PNRR sarà utilizzato. Su questo siamo d'accordissimo. Il problema vero è questo. Poi l'invio delle armi, altro, possiamo avere tante idee. La verità è che l'Ucraina è stata invasa dalla Russia e chi pensa che le nazioni abbiano il diritto alla loro sovranità non può non accettare che venga aiutata l'Ucraina. Poi che ci sia la diplomazia, che si debba mettere in campo ulteriore diplomazia, penso che sia di buon senso e sicuramente è mancata. La Mussolini approva, ha detto io ringrazio. E sicuramente è mancata l'iniziativa dell'Europa. Io sarò brevissimo, guarda. Ha dimostrato tutta la sua debolezza e fragilità diplomatica, politica e militare. Ecco, su questo dovremmo parlare. Allora, poi stasera confermo queste ultime parole che ha detto il mio amico Stancanelli e dico io sono per la pace. Quindi bravo, guarda qua, guarda che bello. Così. Che fa? Come Berlusconi, la pratica di mare, cioè stringe la mano tra... Sono per la pace. No, buono, seduto, dobbiamo chiudere. Scusate. L'anarchia comunque io tutto mi aspettavo fuorché che la Mussolini fosse anarchica, perché oggi sta facendo anarchia totale. Puoi reinvitare la Mussolini. Ormai l'abbiamo adottata. Mussolini nel comune di Caltagirone, provincia di Catania. Esiste questo. Allora, grazie vorrei a tutti, ricordarti che in Sicilia ci sono moltissimi borghi rurali fatti durante il fascismo, che è una delle cose buone che il fascismo ha fatto. Io questa trasmissione la fermerei più, stiamo andando un po'. Allora, fermi tutti, buoni. Grazie intanto per averci ospitato al Parlamento Europeo. Io ringrazio i nostri ospiti, Ignazio Corrao dei Verdi Europei. Parole che hai detto sono state... Grazie a Dino Giarrusso, onorevole Dino Giarrusso, in questo momento senza il gruppo indipendente. Grazie a Francesca Donato, anche lei indipendente in questo momento. Sì, sono nella Democrazia Cristiana, ma sono ancora nel gruppo dei non iscritti. Grazie a Raffaele Stacchinelli che sta chiacchierando amabilmente con l'onorevole Alessandra Mussolini, che ringrazio, e Pietro Bartolo. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a domenica prossima, sempre con il punto. Che è successo? Grazie. Alla prossima. Ciao.